Ciao ragazzi, oggi voglio raccontarvi una storia secondo me straordinaria ed è la storia di Moreno. Moreno che ha fatto il giro largo perché è stato cuoco in diversi yacht di lusso, in ristoranti importanti un po' in tutto il mondo, ma poi è tornato a casa qui nel Vicentino, a Colceresa tra Marostica e Breganze. Le navi di lusso, i campi adesso che sono tornati ad essere la sua vita e la moto cucina. Eccola lì, con la Moto Guzzi. Sapete cosa ci fa? Scopritelo. Ma spiegami una cosa, tu eri sulle navi, poi hai preso i campi, adesso hai la moto. Raccontami un attimo la tua storia. Diciamo che ho iniziato a fare lo chef a scuola per passione e questa passione mi ha portato per molti anni in cucina, mi ha trattenuto in cucina per molti anni e ho voluto praticamente scoprire tutti i versanti che può avere la cucina, sia un agriturismo facendo uno spiedo, imparando nei posti qua dove sono nato, imparare a fare uno spiedo di becacce o di tordi, fino ad arrivare all'alta cucina facendo cucina gourmet, quindi lavorando come personal chef nelle ville. Poi il mio sogno a 14 anni era di avere una moto come questa e restaurarmela e trasformarla in un lavoro. E ci sei riuscito? Sì, ci sono riuscito passando per altri punti, perché comunque è un passaggio difficile passare da una cucina molto attrezzata a degli spazi piccoli così, quindi la barca mi ha aiutato a imparare a lavorare negli spazi stretti e nelle condizioni di diciamo dover inventare, perché non sempre hai tutto quello che c'è a disposizione, e più o meno nella moto è uguale, perché dove arrivi non sempre trovi tutto il necessario per poter avere il servizio al miglior dei modi. È una storia tosta quella di Moreno, perché riflette comunque lo spirito di una persona che ha voluto completamente rimettersi in gioco. Ha sfruttato un'esperienza, nonostante la giovane età, che l'ha portato in giro per il mondo e che poi ha voluto mettere a frutto qui, a casa sua, sulle colline. L'orto non ce l'ha vicino a casa in pianura, ce l'ha sulla collina, sopra Azuliano, in un luogo anche non certamente facile da coltivare. Ma questo non lo ha fermato, perché questa era la terra della sua famiglia. Tu hai fatto il giro del mondo, sei stato su navi, in ristoranti importanti, poi sei tornato a casa. E qui cosa hai fatto? Qui ho ripreso all'asta la collina di famiglia e ho iniziato un progetto. Una volta che ho realizzato questo sogno ho detto ok, adesso questo cosa faccio di questo terreno, cosa posso fare? Ho fatto un progetto, una fattoria didattica, ho iniziato a capire un po' come funziona il mondo dell'agricoltura, mi sono bloccato le maniche, ho iniziato a fare ortaggi. Poi necessitavo di un laboratorio per questa moto e quindi abbiamo collegato le due cose e una volta fatto il laboratorio abbiamo deciso di integrare con una linea di giardiniere per sopperire i momenti di troppa produzione degli orti, perché è imprevedibile. Quindi portando la verdura in un vaso riusciamo a usufruirne per tutto l'anno, quello che facevano un po' i nostri nonni, che durante l'estate approvvigionavano come gli scoiattoli, si facevano la scorta per l'inverno. In questa attività Moreno mette insieme tante delle sue passioni. La prima è indubbiamente quella della cucina, che ha maturato andando in giro per il mondo e che adesso realizza nel laboratorio. Ma il laboratorio è soltanto la base, perché lì prepara ciò che poi serve per essere rifinito nella motocucina, ovvero in questa pseudo-roulotte che ha voluto costruire tutto a modo suo e secondo il suo disegno. Riscalda ed effettua la mise en place per gli ospiti. Praticamente noi abbiamo questo laboratorio dove preparo le basi, poi facciamo feste private dove arriviamo nella location, capiamo le esigenze del cliente e facciamo un servizio tipo un capo cucito su misura, come può fare un sarto,
e prepariamo quello che il cliente desidera, dal pesce alla carne, anche se il nostro forte appunto sono le verdure, perché lavoriamo 90% con quello. Voi date cose che coltivate voi? Sì, coltiviamo, soprattutto coltiviamo delle selezioni di semi antichi, delle particolari produzioni che molte persone non usano, soprattutto le coltiviamo perché serviamo anche ad alcuni ristoranti che ci richiedono delle particolarità. Prima è arrivata l'idea della motocucina, poi serviva il laboratorio e dopo il laboratorio perché non pensare anche a un negozio proprio qui sulla statale? E questo è l'ultimo arrivato, una piccola boutique di chicche prodotte in gran parte qui sul territorio. Come ci si sente ad andare in giro, ad essere osservati da tutti? Perché la tua non è un'idea che passa inosservata, eh? Ma diciamo che il concetto è sì, felice regala emozioni. A me fa felice avere un lavoro così che mi diverte farlo, mi diverte però deve essere molto dettagliato, ogni minimo dettaglio deve essere studiato prima e per poter poi regalare un'emozione a una persona anche soltanto vedendoti passare per strada. Parlami di questa moto, è una moto d'epoca? Questo è un Guzzi degli anni 60, è un Hercule 500 che era tutto arrugginito e per passione mi ricordo mia mamma quando l'ha visto arrivare sopra un carro mi ha detto tu sei matto, e era distrutto e l'ho rifatto tutto, la parte davanti quando avevo 20 anni e la motocucina invece è nata dopo qualche anno. Questa l'ho praticamente disegnata da un'idea prima in testa, un po' quello che mi piacerebbe avere il concetto di spostarsi con una cucina e avere una cucina dove ognuno vuole, fuori luogo, l'altra cucina fuori luogo, e necessitavo di un carrello, una cucina mobile, e questa sarebbe stata l'ideale come situazione anche estetica. Quindi il difficile è stato disegnare esteticamente il mezzo, ma soprattutto incastrare ciò che mi necessitava per lavorare. Conoscendo bene la mia professione ho potuto incastrare gli elementi necessari per poter fare un servizio, dando uno spritz con il seltzer ghiacciato, avendo i fusti di birra ghiacciati, avendo il congelatore, avendo appunto 150 bottiglie di vino in fresca, e riuscire appunto a dare un servizio anche di alto livello, non di basso livello. Tu dici facciamo, lavoriamo, quindi non sei da solo? No, sono affiancato da Erika Veduschi che ha approvato e condiviso, diciamo, questo mio progetto. Lei è una raccoltista di erbe selvatiche e mi aiuta a selezionare tutte le erbe selvatiche e a fare anche laboratorio sulle giardiniere. E alla fine quello che nasce è sempre un clima di festa, ospitati da persone che conosco, specie quella in mezzo, vedi io quella qui c'hai, amici veri, amici qui della località Fontana, dico bene, siamo in territorio di Giuliano, abbiamo fatto un po' di strada, non senza qualche problema, ma ce l'abbiamo fatta. Moreno, complimenti per la tua idea, e questo che buon pro ti faccia. Sì. Ragazzi, Sì. salute! Sì, Ma salute! dopo io mangiamo per sì. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Salute!